Nell'elenco delle opere da prelevare e portare in salvo oltre l'Appennino compare un trittico di Tiziano conservato nell'antica pieve di Castello Roganzuolo, un paesino in provincia di Treviso. Tiziano era di casa da queste parti, aveva sposato la figlia Lavinia, un nobile Sarcinelli di Serravalle, è qui a pochissimi chilometri, e qua aveva acquistato un podere di 10 campi di terra. Qui a Castello mancava ancora la pala sull'altar maggiore e quindi ecco l'idea, la chiediamo al grande Tiziano, ma Tiziano costava molto. Chiede agli uomini della luminaria quasi 1000 lire venete. La voglia, l'orgoglio di avere un Tiziano sull'altar maggiore spinge gli uomini di Castello a proporre: paghiamo in natura, costruiamo noi la casa, e cominciano a lavorare. Carri e carri di calce, di mattoni, di coppi, di tavelle, manodopera e poi vino, perché Tiziano ama molto il vino delle nostre colline. Ma un bel momento gli uomini di Castello Roganzuolo vogliono vedere a che punto è la loro pala, ma scoprono con dispiacere e rabbia che Tiziano non ha dipinto proprio un bel niente. E allora cosa fanno? Gli tagliano i viveri e Tiziano trova subito l'ispirazione. Nel 49 il trittico è pronto. I pagamenti andranno avanti fino al 1560, quasi 17 anni di sudore, di lavoro, di impegno per pagare il trittico di Tiziano. La Madonna coi santi Pietro e Paolo, per gli abitanti di Castello Roganzuolo, ha il valore speciale che può avere un'opera per cui in tanti hanno sacrificato lavoro, tempo e il poco denaro. Allo scoppio della guerra si decide di non consegnare il trittico ai militari. Sarà il paese a proteggerlo. Quando Oietti si presenta per ritirarlo, il parroco non si fa trovare e la porta della chiesa è sbarrata.